Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. In simultanea con Radio Libertà, Che giorno è? Insieme a Simon Mago, magicamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Questo vizio di accostare i nomi l'ho preso anch'io e me lo devo togliere, chiedo scusa a tutti. Simone è un nome bellissimo che si regge da solo e io oserei dire che è olofrastico. Chi è? Stavo parlando, Simone ha scelto per voi e indirettamente anche per me un bellissimo brano di Edoardo Bennato. Parlavamo del peso delle parole, mi sono permesso di dire per me, e questa è la canzone di Bennato, lo dimostra, sono le immagini, la poesia è immagine, le parole l'accompagnano. E allora poi parlavamo di D'Annunzio, ma lì siamo tra i grafici pubblicitari praticamente, poi D'Annunzio per carità. Piove sulle tamerici salmastre e arse sui nostri volti silvani. Bravissimo, fantastico, pesante. E allora mi è venuto questo pensiero con questo accostamento. Simon Mago, un personaggio esoterico che appartiene ai meandri del passato. A partire dal presente, invece, parto subito prima dei convenevoli formulaici, presentandovi le interviste che ascolterete dopo le 13.35. Alle 14.05 c'è un tema delicato e orrendo al tempo stesso. Se ne sta occupando la Lega, se ne è occupata la Lega con una mozione che è stata approvata ieri a Montecitorio, con l'estensione di 2 senatrici, una del PD e una dei 5 Stelle, perché non concordano con le premesse troppo politicizzate, dicono loro. Di cosa stiamo parlando? Delle violenze sessuali commesse sotto l'effetto degli stupefacenti. Ci spiegherà Erika Stefani, che oggi è molto impegnata, ma tranquilli che se non sarà disponibile al telefono abbiamo una clip sua di 6 minuti dove spiega. Il problema non è solo, cioè già come se fosse poco la violenza sessuale, che non voglio neanche pensarci. Qui abbiamo una situazione che è legata al consumo degli stupefacenti e l'unione di questi due delitti, comporta delle derive che la legge non è preparata ad affrontare. Perché, per esempio, adesso non voglio addentrarmi, una violenza ha dei testimoni, ha dei segni, ha delle denunce anche, diciamo, ehm, nei tempi. Quando invece succedono questi casi, vi ricordate il caso genovese? Quello, mamma mia, un disgusto totale. Le ragazze non si rendevano neanche il caso del figlio di Grillo, le ragazze che hanno denunciato la violenza non se ne rendevano neanche conto, non erano neanche sicure. Hanno dedotto per i dolori. Quindi bisogna che ci siano anche delle procedure nelle indagini che stabiliscano con velocità, perché poi queste droghe non sono le droghe classiche, queste sono tutte esposizioni di Erika Stefani, non sono così esperto. L'uso delle anfetamine, metanfetamine e altri farmaci non sono, diciamo così, conosciuti, così facilmente rilevabili. Quindi poi si crea una
realtà processuale dove c'è la parola di uno contro l'altro, cioè la vittima e l'accusatore. No, scusate, la vittima e l'accusato. E quindi anche chi deve giudicare, perché abbiamo dei casi diciamo di denunce infondate, ci sono dei casi. E allora avremo proprio Erika Stefani per parlare di ciò. Poi avremo Matteo Fais, l'uovo di Trump. Cos'è l'uovo di Trump? L'uovo di Trump è le uova. Le uova sono un alimento, sono un ingrediente, chiamiamolo, fondamentale dell'alimentazione americana, e durante l'amministrazione Biden sono schizzate le stelle, addirittura rapinavano i camion con le uova, cioè proprio li svuotavano. E Trump a ogni comizio parlava delle uova che avevano prezzi alle stelle. Adesso si è insediato da 3 settimane e cominciano a rimproverargli di non essere passato dalle parole ai fatti. Poi da lì gli rimproverano anche di essere diciamo di essere un bluff anche per quanto riguarda i dazi. Queste sono, diciamo, valutazioni anche di opposizione politica. Con Matteo Fais del detonatore.it andremo a leggere anche però tutto l'insieme, perché il magazine del detonatore.it, una storia americana, Trump è una storia americana, e questo magazine, che è disponibile online gratis, gratuitamente, entrate sul sito del detonatore, trovate il link facilmente, molto ben fatto, davvero molto ben fatto e molto molto ricco. Sono 180 pagine, un centinaio dedicate, o 90 dedicate. No, non le ho lette tutte, no, le ho scorse, ho guardato i titoli, ho afferrato qualche contenuto perché altrimenti non ce n'è. Però dai titoli, da determinati contenuti c'è una bella analisi, una bella indagine. C'è anche l'arte Trump, un servizio sull'arte e Trump, quindi si parla il rapporto con Reagan, ne abbiamo parlato lunedì con Maurizio Tortorella, insomma una grande parata, diciamo, su Trump, e soprattutto quello che mi piace sottolineare, non è assolutamente viziata da giudizi personali, no, perché Trump è divisivo, è un angelo o un demonio. C'è chi lo adora perché gli conviene adorarlo, c'è chi lo detesta perché gli conviene detestarlo. Capire veramente cosa significhi Donald Trump è difficile, no? Anche chi vi parla, quante volte vi ho detto, a me non piace il personaggio, questi miliardari arroganti, ve li regalo tutti, quelli che vogliono far fare agli altri quello che vogliono loro. Io non li amo, ma se fossi negli Stati Uniti lo avrei votato, ma l'avrei votato perché gli altri sono infinitamente peggio di lui e si sono inventati anche un sacco di balle nei suoi confronti. Gli altri sono riusciti a essere 1.000.000 di volte più odiosi. Quindi io stesso, per esempio, che sono comunque un osservatore abbastanza neutrale, anche se lo sapete, Salvini e la Lega appoggiano Trump, non ho sento di non avere un giudizio laico. Ecco, il magazine del detonatore.it secondo me è un passo per averlo, per formarselo questo giudizio cosiddetto laico. E poi abbiamo nella l'ultima parte, alle 14.35, Matteo Fais alle 13.35, ascolteremo Dario Generali, che è un ricercatore del CNR, e con lui torniamo a parlare di scuola, perché se vi ricordate avevamo parlato qualche mese fa e lui, partendo dalle analisi svolte in un saggio che raccoglieva i lavori di un convegno di qualche anno fa sulla scuola italiana, e in questi contenuti c'era l'anticipo della deriva totale che c'è nella scuola italiana, proprio partiva storicamente nella ricostruzione di questa degenerazione, senza guardare a destra e a sinistra, la degenerazione al punto che ormai abbiamo un 70% di analfabetismo di ritorno.
i dati invalsi, i dati europei, i danesi che dicono che un bambino della terza, un ragazzino della terza media il danese è più preparato di un laureato italiano, eccetera, eccetera. Poi possiamo prendere in giro i danesi per quel che volete, ma intanto lo dicono e non ho trovato qualcuno che li abbia smentiti, neanche sui giornali italiani, che sono sempre pronti a sbandierare certi nazionalismi fuori, fuori ordinanza. E questa volta rispetto a era ottobre quando abbiamo sentito il professor Generali, abbiamo degli aspetti di cui discutere con lui. Le riforme impostate dal ministro Valditara, quella di cui abbiamo già parlato, il latino a disposizione di chi lo vuole a partire dalla seconda media. E poi abbiamo anche un'altra situazione, il voto in condotta, e nella scuola primaria Valditara lì non so se sarà a partire dal 2027 o è già attivo la valutazione sufficiente, non sufficiente, insufficiente, ottimo, eccetera. E queste riforme stanno incontrando una fortissima opposizione da parte della sinistra, perché una senatrice del PD, una parlamentare del PD, Ascani si chiama, è anche vicepresidente della Camera, ha apertamente accusato questo sistema, addirittura è arrivata a dire, poi qua non ho le parole precise, poi ve le fornisco: in un paese civile non si può dire a un bambino che è non si può dire a un bambino che è insufficiente. In un paese civile non si può dire a un bambino che è insufficiente. Allora noi boomers siamo cresciuti in un paese fortemente incivile. Io mi ricordo credevo che non fosse così, perché ero bravissimo alle medie. Alle medie c'erano i bocciati, ma c'erano i bocciati anche alle elementari. Son sempre andato bene, poi i problemi alle superiori e quindi non credevo, però c'erano, e certo, certo, qualcuno può dire: "Ecco vedete come siete cresciuti. Voi boomers siete cresciuti in scuola che vi giudicavano, vi bocciavano, vi mettevano il 4, il 5, il 7 in condotta, eccetera, e guarda a cosa siamo arrivati, al 70% di analfabetismo di ritorno." Secondo me questo analfabetismo di ritorno però non riguarda tanto noi boomers, riguarda coloro che sono stati formati nelle scuole italiane a partire dagli anni '80. Non secondo me, secondo il professor Generali. Fino agli anni '80 la scuola funzionava e questo lo dice un addetto ai lavori. Ehm, Non mi sembra che no, ho detto tutto. I convenevoli formulari ci tengo. Allora, intanto vi comunico che, la commissione apposita ha stabilito che la nostra temperatura interna si attesta a, rullo di tamburi, 24,6 gradi centigradi sopra lo zero. Invece Simone Ciccebarbo sottoscritto, cioè siamo sospesi a 137,5 metri sopra il livello del mare. Le temperature esterne 9,9 centigradi sopra lo super zero, 91% l'umidità e 1018,2 millibar la pressione. Dimenticavo telefoni aperti, me ne sono dimenticato. 02 92 94 7222 è il numero di telefono. Vi comunico anche il servizio WhatsApp 340 670 9659. E allora, una chiamata per noi. La parola a chi ce l'ha? Pronto? Ciao Pierluigi, sono Vito Coviero di Matera. Ciao. Noi boomer, era meglio quando c'era la riforma gentile, promossi, bocciati, rimandati e dovevi studiare. Ti dirò, poi arrivò il 6 politico, poi arrivò il 36 politico, todos caballeros, tutti promossi. Ma che senso ha una cosa del genere? Perché se la scuola, l'università è un ascensore sociale, non studiare
significa non prenderlo quell'ascensore, quando i nostri genitori hanno fatto tanti sacrifici. E se oggi qualche cosa la riesco a scribacchiare, perché metto 2 ciaccole una appresso all'altra come scrittore, e grazie a quella professoressa Marisa del liceo che mi mise uno in latino e mi costrinse a studiare, col senno di poi naturalmente. Comunque è un mio pensiero, che ti devo dire. Lascio lo spazio agli altri ascoltatori e ti abbraccio. Ciao Pierluigi. Ciao Vito, che fa qualcosa di più che mettere insieme, scrive molto bene, molto bravo. Vito, scrittore accecato alla sua autodefinizione di Matera. Tra l'altro io sulla questione del voto sono arrivato, detesto i dogmi, ma mi son sentito persino intelligente nel formulare un pensiero che io trovo, corretto, molto corretto. Se tu mi togli il voto, tu mi togli il piacere di prendere un gran voto. Cioè il prendere l'8 in matematica è un piacere, e non è un piacere devoto al totem a scuola, alla professoressa, al professore, all'insegnante, al potere costituito. È un piacere tuo, perché quando prendi 7,5, per esempio, il terzo liceo scientifico, problema di trigonometria, che sono piuttosto le ellissi a x quadro più by più c uguale, e tu devi dimostrarlo, è un bel esercizio, è un bel confronto mentale, è difficile. E quando tu prendi 7,5 non è perché la professoressa ti ha, sì, certo, se c'è il cretino che è contento così, cavoli suoi, è perché tu con te stesso hai conquistato un risultato. E allora se tu mi impedisci di avere il voto, come vogliono anche alla fine della XVI, XVII legislatura, è stato depositato un disegno di legge da 3 esponenti, 3 senatori, mi sembra, del PD, che volevano togliere il voto anche alle superiori, se non ricordo male. E dico, mi amputi, è come se mi togliessi qualcosa, è come se mi impedissi di ottenere qualcosa che tra l'altro non è materiale, no, non è che si compri, perché per arrivare al 7,5 in matematica devi metterci la testa, devi metterci l'esercizio. No, non dico l'8 in italiano no, perché se io prendevo 7,5 in italiano per me era un voto basso. Alle elementari, alle medie e anche al liceo, dove il voto più alto era 7, io prendevo 8. Che vedevo che vedevo da dì? Se nonostante le mie umili origini sono sempre stato eccelso nella lingua italiana, non so da cosa dipenda, ma funzionava. Quindi l'8 in italiano per me non era granché, ma il 7 in matematica, o anche qualche volta, no, ma l'8 era più difficile, 7, ma al liceo al massimo sono arrivato a 7,5, 7,5 in matematica, e se tu mi togli il voto, mi togli questa soddisfazione, e questo è una cosa sbagliata secondo me, perché comunque mi privi di qualcosa che comunque arricchisce in ogni caso. Vabbè, lo so, un sociologo, un pedagogo mi potrebbe dire: la conquista nella conoscenza, non nel voto, ma che prova ho io, soprattutto quando sono giovane, del livello di conoscenza al quale sono arrivato? Perché poi, aspetta, io parlo per me. Io giovane ero di una pigrizia fantastica, quindi mi potevo accontentare, no, no, ma io so quello che mi basta. E tra l'altro insomma, non ero l'unico. Allora un confronto con una valutazione che ti desse la misura del traguardo al quale eri arrivato, secondo me era necessario. Se poi adesso ci sono gli analfabeti di ritorno, ci sarà un motivo. Dove ero arrivato? I Milbar ve li ho comunicati, quindi l'abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Adrianangela e alla signora Clotilde. Loro ci seguono, ma ci seguiscono pure dal canale 252 del digitale televisivo terrestre. Poi gli altri supporti dai quali seguirci, ovviamente la radio DAB, ormai è ovunque, e poi Twitch, il social di ultima generazione, e poi il sito radiolibertà.net, e poi il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso le nostre trasmissioni, e soprattutto importante anche perché vi trovate le sinossi che io ogni notte
che il cielo manda in terra, pubblico a vostra disposizione, a disposizione delle donne e degli uomini di buona volontà. Ci sono le sinossi delle interviste che poi ascolterete inoltre la pagina. E cosa manca? Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E c'è ancora YouTube, se non sbaglio, che però è a giorni alterni. Vediamo. No, questo no, non è un messaggio, vediamo. Ecco qua. Ma le donne facevano la fila a Milano per andare alle feste di Genovese. Perché? Maurizio, Maurizio, non credo per subire le violenze orrende che hanno subito, perché sì, ho capito, se io avessi una figlia, guarda, a quella festa lì direi magari conoscendo, sapendo un po' di più di una ragazza di 18 o 20 anni o di un ragazzo di 18 o 20 anni, ho capito. Guadagnavano di più in una sera che in un mese da commessa, meno ipocrisia. Qui siamo proprio cinico, Maurizio. Per il voto si ragiona, forse hai ragione, mettiamo i voti anche agli onorevoli a fine anno, dice Maurizio. La pagella ai politici, che dovrebbe essere data dai giornalisti, i quali a loro volta dovrebbero ricevere le pagelle dai lettori o dagli ascoltatori. Eh, eh, può essere. Allora, di solito comunque la misurazione della qualità si registra attraverso il consenso o gli ascolti, anche se poi guardi il Festival di Sanremo, un 10-11 milioni di ascoltatori e la qualità è da un'altra parte. Allora, 12:59, 13 in punto, 13 spaccate, e allora andiamo con Shock the Monkey di Peter Gabriel, il suo genetriaco.
un brano che fece epoca Peter Gabriel dei Genesis, ma si era messo in proprio. Fu accompagnato questo brano, che credo sia piaciuto a tutti, anche da un video con Peter Gabriel truccato in maniera, credo, disegni non primitivi, etnici comunque. Colpì molto ed ebbe anche molto successo. È un modo per anticiparvi quello che vi aspetta oggi nella musica per voi, perché ci sono i rilevamenti demoscopici, i sondaggiate, poi ci sono naturalmente la musica per voi che prevede oltre avete sentito Peter Gabriel, poi ci sarà una indigestione di Elio e le storie tese, perché oggi è il genetriaco di Sergio Conforti, Rocco Tanica, che a 61 anni fa ancora il ragazzino. Però ieri un caro amico mi ha girato un brano di Frick Anthony e non so se lo farò sentire, e francamente io adoro Elio e le storie tese, ma gli Schiantos sono arrivati prima. Gli Schiantos sono arrivati prima, erano prima, livelli inauditi. Allora, vi dicevo anche l'offerta musicale, può darsi, vediamo, ma forse anche un brano, se ci sarà l'occasione, dei New Order, perché oggi è il genetriaco di Peter Hook, che è stato bassista dei Joy Division. Allora io sono geloso dei Joy Division e non li condivido con nessuno, ma questi sono i New Order, perché quando il 22 maggio, se non sbaglio, del 1980, Ian Curtis si tolse la vita, loro decisero che non avrebbero più continuato, e non avrebbero più continuato soprattutto con la denominazione Joy Division. Le divisioni della gioia erano quelle stanze nei campi di concentramento dedicate dove i soldati tedeschi diciamo eh, avevano rapporti sessuali con le prigioniere ebree, quindi una cosa direi disgustosa, e per dire anche che comunque oggi un nome del genere nessun gruppo avrebbe il coraggio di adottarlo. Comunque loro decisero che comunque avevano ancora da dare, e tra l'altro curiosamente a livello inglese, ma anche europeo e forse mondiale, i New Order ebbero infinitamente più successo dei Joy Division, però sono un'altra roba, sono cose completamente diverse. Le uniche risposte vere sono quelle brevi. Chi lo ha detto? Lo ha detto un gigante, e nonostante fosse belga, il Marx degli scrittori, Georges Simenon, non solo Maigret, ma non solo Maigret. E poi abbiamo la bellissima Kim Novak, che è di origine ceca, una strega in paradiso. E poi abbiamo Prossimo, il gladiatore, vi ricordate, nel gladiatore era il proprietario degli schiavi, Oliver Reed. Abbiamo dei messaggi, vediamo. Allora, dunque, questo è Stefano dal Brembo, se non sbaglio. Credo che la matematica è metà della vita e la memoria è metà del cervello. Io so l'Ibana a memoria, 27 numeri, superbia. Grazie a Vito di Matera, chi non ricorda non ha vissuto, chi non ha studiato è la metà di quello che poteva dare. Un calzolaio bravo, se studiava era ancora più bravo, puoi studiare, puoi anche vendere le castagne.
Sì, Stefano, grazie alla signora Lisetta. Siamo 420 ad ascoltare. Stefano, evidentemente c'è feeling, perché in fase di presentazione non mi sono scordato. C'è un punto che trovo significativo e mi piacerà e avrò molto piacere nell'ascoltare la risposta e le considerazioni del professor Generali. Eh, nei 3 totem, nelle 3 raccomandazioni per il 2000, Italo Calvino, sto parlando di Italo Calvino, nel 1981 in un'intervista Rai dava 3 indicazioni. Una di queste: imparare le poesie a memoria, almeno una poesia a memoria. Perché, ripeto, l'ho detto Italo Calvino, disse: imparare una poesia a memoria innanzitutto, da giovani, soprattutto da giovani, ma anche da vecchi. Perché? Perché tiene compagnia. Risposta. E poi perché l'esercizio della memoria, lo sviluppo della memoria è molto importante. Quindi io non so se tu, non credo che tu abbia visto questa intervista, è una cosa io ho trovato tempo fa quasi per sbaglio, ma è spesso lo stesso concetto, Stefano, di Italo Calvino. Quindi scusa, ma è un bel complimento. Almeno io adoro Italo Calvino e penso di essere in buona compagnia. E quindi perché l'aggancio all'intervista col professor Generali, perché tra le riforme, questa entrerà in vigore nel 2027, volute da Valditara, c'è quello di imparare le poesie e le filastrocche a memoria, mandarle a memoria. Già quando eravamo ragazzi noi, si ricorderà Stefano, si discuteva sul fatto di quanto servisse a far imparare a memoria le poesie ai ragazzi, ma poi e poi infatti si smise, no, perché imparano come pappagalli. In Però mi ricordo che anche allora diceva: "Imparerai come un pappagallo, però è come andare in palestra e a rafforzare i muscoli, e quindi tu eserciti la memoria". Un mio caro amico mi raccontava che, lui ha lavorato in filosofia, però da giovane faceva tutti i lavori che trovava, no, e mi ricordo che lui un'estate fece una rapida carriera in una pizzeria, perché essendo dotato di una memoria eccellente, andava a prendere le ordinazioni, era più veloce di tutti nel prendere le ordinazioni e riportarle correttamente, e quindi questo faceva guadagnare lavoro, faceva guadagnare la pizzeria e poi anche lui. Quindi la memoria non buttiamola via. Andiamo avanti. Ero arrivato ad Oliver Reed, grande attore britannico. Peter Gabriel, come avete sentito. Da Cuneo, Livia Turco. Ricordate la Turco napolitano? E lo ripeto ogni volta quando: "È colpa della Bossi-Fini, colpa della Bossi-Fini". A parte la Bossi-Fini non esiste. Allora, ve lo dico perché ci ho studiato sopra. La Bossi-Fini, Bossi non mica non è mai stato uno che passava per caso. Ha preso la Turco napolitano Bossi, che era stata articolata dai migliori giuristi, e legislatori possibili, quindi era perfetta, però lui aveva messo 2 modifiche fondamentali: il collegamento dell'immigrazione al lavoro e poi il ricongiungimento che si fermava al secondo grado di parentela, perché altrimenti ti veniva un intero villaggio. Ecco, questi 2 cambiamenti sono stati poi completamente distrutti dalla Corte Costituzionale. Quindi quelli che dicono sono ragionevolmente certo di quello che dico, perché appunto ho letto i documenti e ho confrontato la vecchia Turco Napolitano con la Bossi-Fini. Poi non sono infallibile, però questo, anche se son passati 22 anni, 23 ormai quasi, credo che sia assolutamente corretto quello che dico. Quindi quelli che vi dicono che è tutta colpa della legge Bossi-Fini o sono in malafede o sono ignoranti, perché non può essere colpa, anzi il contrario, perché probabilmente, anzi questa è una mia convinzione, ma se tu vieni allo sbando e vieni poi abbandonato in mano
a cooperative e altre associazioni che ricevono 35 euro, loro le ricevono, non l'immigrato. Poi la tua integrazione come avverrà? Se tu vieni con un collegamento al lavoro, erano previsti anche corsi corsi professionali organizzati dalle ambasciate. E questo, se arrivi attraverso questo tipo di meccanismo, forse c'è il verso che tu ti integri meglio, no? Ma almeno io la penso così. Abbiamo un giocatore che ha avuto l'ardire, un giocatore irlandese, di militare nella Juve e anche nell'Inter. Liam, chi lo sa qual è la pronuncia giusta? Liam Brady, che ha vinto 2 scudetti con la Juventus. Se ne sottolineò la professionalità perché ormai a contratto decaduto, lui sapeva che non avrebbe più giocato con l'Inter e con la Juve. Batté il rigore che nell'82 portò la Juventus a vincere lo scudetto contro la Fiorentina. Alla Fiorentina, se non sbaglio, glielo diedero contro, no, annullarono un gol. Non so se era contro, non mi ricordo quale squadra. Invece alla Juventus le diedero il rigore. Poi lui giocò con la Sampdoria e poi con l'Inter, arrivò all'Inter. È un giocatore se vogliamo un pochino somiglia a quello che era Thiago Motta come giocatore. Poi abbiamo Peter Hook dei Joy Division, ve l'ho già detto, poi New Order, bassista e cantante, e poi ecco qua, la regola dei Pierluigi, mai fidarsi. Io non ho incontrato uno che mi ha detto Sveva che è un cugino, che è una bravissima persona. Sveva o ti sbagli o non si chiama Pierluigi. Tertium non datur. Pierluigi Collina, mamma mia. Mi ricordo quando nella finale Germania-Cecoslovacchia, c'era ancora la Cecoslovacchia nel 96, degli sbagli enormi, ma siccome andava di moda dire che era bravo, tutti dovevano dire che era bravo, perché se uno diceva che non era bravo, faceva la figura di chi non capisse di calcio. Invece per Luigi Collina era un abito disastroso, perché voleva essere sempre lui al centro dell'attenzione. Era come se la gente andasse a vedere, secondo lui la gente andava a vedere lui, non le 2 squadre di calcio. Un odioso, mi dispiace per la alopecia, però un odioso arbitro felsineo di nome Pierluigi. Come sinceramente, sì, forse Bersani non è odioso, ma è Bersani, ma è quello che è. Quindi io ve l'ho detto, io vi ho messo in guardia, non fidatevi dei Pierluigi. E poi abbiamo Rocco Tanica, le storie tese, e poi Sergio Conforti. E poi non ha avuto, sembrava 26 anni fa, era in rampa di lancio per diventare una diva. Era stata la protagonista di un film che diede il secondo Oscar a Kevin Spacey, un gran film, American Beauty, e lei era la protagonista, credo ricevette anche una nomination, ma non sono sicuro. Mena Suvari, sto parlando di Mena Suvari. Sembrava in procinto di diventare una star, e invece così non è stato, così non è andata. E oggi compie già 46 anni, come corre il tempo. Non so se c'è una telefonata o se andiamo all'intervallo. Vediamo un po'. Onore a Kim Novak che visse sempre 2 volte. È sempre Stefano. Assolutamente. Sì che ha avuto anche, pare che abbia avuto una liaison con David Bowie, così si dice. Benissimo per entrambi. Abbiamo una telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Senta, io sono il signor dell'attore, ho 90 anni e ho bisogno di parlare di persona perché portavo delle carte da sottoporre. Io dico Sallustri perché ho cercato Sallustri, perché ho pensato che il figlio dell'altro Sallustri. Guardi, allora facciamo così. Io in questo momento sono anche in diretta e non posso aiutarla.
allora, non metta giù, perché la nostra Sveva prende la telefonata, magari non so se prende, se lei lascia le sue coordinate telefoniche e poi Quindi faremo in telefonica, modo. poi li vedi, non c'è problema quello. Solo che io alle volte non sento la chiamata, capito? Allora magari dovete riprovare una seconda Guardi, volta. guardi, non so se Perché adesso. è abbastanza pertinente il mio Non ho capito, ma suggerimento, no? scusi, sono in diretta e devo andare, devo proseguire. Show must go on. Adesso non so se Sveva può metterla in collegamento, non so, non ho visto se è presente in ufficio o meno. No, Capito? Mi faccia chiamare, ok? Grazie. ma non metta giù, non metta giù. Grazie intanto e complimenti per. Non devo parlare in diretta. No, perfetto, ecco, non metta giù, adesso Sveva la toglie dalla diretta e io proseguo e anche proseguisco già che ci sono. Okay, Grazie e complimenti per la bella età e anche perché mi sembra veramente in gamba. È importante come ci si arriva a quell'età lì. Allora, siamo verso le conclusioni. No, dobbiamo andare verso i sondaggetti. Volevo leggervi le ultime notizie che ci saranno sicuramente da qualche parte, devono esserci. Allora, eccole qua. Verso la fumata bianca per il voto sulla consulta, la consulta Rush finale. La Lega a trovare un'intesa senza veti. Mosca, la Cina ai colloqui sull'Ucraina, presto per parlarne. Kiev, siamo forti, ce la faremo. E questo invece è un altro episodio tragico. Auto sulla folla a Monaco, un morto e 28 feriti. Fermato un afghano, la pista dell'attentato. Alla guida un 24enne richiedente asilo che è rimasto ferito. Sul posto si stava svolgendo una manifestazione sindacale. Il sindaco, fra i feriti anche dei bambini. Il presidente della Baviera, qualcosa deve cambiare in Germania. Auto sulla folla a Monaco di Baviera, almeno un morto e 28 feriti, coinvolti i bambini. Allora, adesso andiamo all'intervallo musicale. Sveva, se puoi, metti l'intervallo musicale e poi riprendiamo con i sondaggetti.
Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Eccoci di nuovo in diretta con Radio Libertà, con Oltre la pagina, e tra poco andiamo a leggervi qualche sondaggetto, qualche dato che pensavo di aver messo da parte per voi ed è sparito. Ma tranquilli che qui non manca mai nulla. Dunque, questo è un dato negativo, ho visto che è stato anche ripreso dai giornali di oggi. Comunque riguarda la produzione industriale. Proprio ieri ne abbiamo parlato con Andrea Barabotti, esponente della Lega, e poi anche con Giuseppe Liturri, e qui c'è un dato appunto che conferma i segnali non più positivi, anzi chiamiamoli col loro nome, i segnali negativi. Andiamo a leggerveli subito, solo un istante di pazienza. Eccoci. A dicembre 2024 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca del 3,1% rispetto a novembre. Nella media del quarto trimestre, il livello... Pensate che questa è una situazione sinceramente preoccupante, perché i dati di ieri, i dati che abbiamo discusso ieri, soprattutto con Liturri, ma poi anche con Barabotti, erano di novembre, erano i dati del novembre 2000, mancavano, sono usciti proprio ieri, probabilmente ieri credo tarda mattinata, primo pomeriggio, quindi in diretta non li ho avuti nella disponibilità, ed è peggiorato ancora. Questo è un problema, meno 3,1 rispetto a novembre. È vero che novembre in effetti a novembre era cresciuto il fatturato, ma la produzione comunque sono 21 mesi che è in calo. Nella media del quarto trimestre il livello della produzione si riduce dell'1,2 rispetto ai 3 mesi precedenti. L'indice cresce su base congiunturale solo per l'energia, più 0,1, mentre cala per i beni strumentali, i beni di consumo, meno 3,3 per entrambi, e i beni intermedi, meno 3,6. Al netto degli effetti di calendario, a dicembre 2024 l'indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 7,1%. I giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 18 di dicembre 2023. Si registra una crescita esclusivamente per l'energia, più 5,5. Al contrario, marcate diminuzioni contraddistinguono i beni strumentali, meno 10,7, beni intermedi meno 9,5 e beni di consumo meno 7,3. Gli unici settori che registrano incrementi sono relativi all'attività estrattiva, più 17,4, alla fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria, più 5. E ci fermiamo perché sono già le 13:31, quindi pausa e andremo a parlare di lui, di Donald Trump, con Matteo Fais, tra 5 minuti.
Di nuovo in diretta con no, c'è la sigla di Oltre la pagina, dovevo mettere Oltre la pagina assolutamente, perché Va ora in onda Oltre la pagina. eccoci in diretta con voi e con noi. Tra poco dovremo avere in collegamento Skype Matteo Fais per parlare di lui, l'uovo di Trump, come dicono quelli bravi ovviamente. Qui c'è Musk, a dire la verità, ma tra poco Trump, che è il protagonista, eccolo qua, una storia troppo americana. X credo si pronunci in inglese, ed è il Detonatore Magazine. Gennaio, quindi è già, ma lo trovate sempre disponibile ovviamente, e come vi dicevo ha una lunga serie di articoli che riguardano appunto l'attuale presidente degli Stati Uniti, che così tanto fa discutere. Allora, vediamo se tra poco lo avremo, Matteo Fais. E come vi ho detto, si parte dal l'uovo di Trump, perché appunto l'uovo è la base dell'alimentazione americana. Con Joe Biden era salito alle stelle i prezzi, e appunto Trump aveva promesso di ribassare quei prezzi, e adesso che sono passate 3 settimane dal suo insediamento gli rimproverano di essere in ritardo. Allora, intanto saluto e ringrazio per il suo ritorno ai nostri microfoni Matteo Fais del detonatore.it. Facciamo esplodere la banalità. Ciao Matteo, grazie di essere ancora con noi. Buongiorno a tutti. Allora, io dunque devo fare outing. Se Matteo intervistasse me, e se fossi io ad aver pubblicato il Detonatore Magazine, Matteo avrebbe letto tutto riga per riga. Io invece le 80 più di 80, Sono le 90 200 pagine dedicate a Trump, ho letto i titoli, ho dato un'occhiata ai contenuti, ma non le ho lette. Però per esperienza professionale posso dirvi che credo che lavori così completi su Trump non se ne trovino. Credo che abbia il pregio di essere un'analisi laica, perché il problema, ve l'ho detto, con Trump è che c'è chi lo adora e chi lo odia, è angelo o demone, chi lo detesta perché gli conviene e chi lo ama perché gli conviene. Quindi avere un'idea di questa storia troppo americana è difficile avere un'idea corretta e corrispondente alla realtà delle cose. Sicuramente ci troviamo di fronte a un personaggio non comune. Ma allora, a te la parola, Matteo, per esporre il vostro punto di vista, tuo e di tutta la tua redazione, e complimenti ancora per il Detonatore Magazine, perché davvero è un lavoro fatto anche nella sua veste grafica, fatto veramente molto 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 bene. Congratulazioni. A te la parola. Grazie infinite. In prima istanza lasciami spendere mezza parola almeno per ringraziare i ragazzi per tutto il lavoro che hanno fatto con me, tutti i collaboratori che sono sempre mirabili
anche perché pungolati costantemente dal sottoscritto che non lascia loro scampo. Abbiamo portato avanti sul Detonatore Magazine un'analisi di quella che si prospettava al momento dell'insediamento di questa presidenza. Continuiamo a farlo anche sulla pagina www.ildetonatore.it. Il nostro personalissimo giudizio sulla figura di Donald Trump è che questo è fondamentalmente da inquadrare come una reazione al fenomeno woke, che sicuramente oramai si era spinto troppo oltre, talmente tanto da essere inviso a, diciamo così, una percentuale maggioritaria degli americani, i quali appunto con il voto hanno espresso il proprio dissenso rispetto a questo stato delle cose, a questo stato dell'arte. Trump lo vediamo quindi in tal senso positivamente come reazione al fenomeno che stava oramai ammorbando non solo l'America ma il mondo, e in effetti ha dato questo bisogna riconoscerglielo, una notevole sferzata allo stato di cose e ha impaurito tutta una serie di soggetti che altrimenti avrebbero portato le loro istanze forse al limite dell'insopportabile, direi. E al contempo però abbiamo alcune riserve su questo presidente, perché in effetti la sua visione della democrazia, a nostro avviso, è troppo simile all'idea che ha Kim Jong-un, il leader nordcoreano, nel senso che Trump è, come l'ho definito io in un mio articolo dell'altro giorno, è uno che va, come si suol dire in inglese, straight to the point, cioè dritto al punto, lì dove la democrazia comunque sia richiede un dibattito, una certa tendenza alla mediazione. Io capisco che questo faccia esasperare le masse. Qualunque persona al bar ti dirà: ah, ma questi non fanno mai niente di ciò che promettono. Beh, non fanno mai niente di ciò che promettono per il mero fatto che questa è la democrazia, baby, mi verrebbe da dire. Cioè la democrazia non realizza mai completamente tutte le promesse che vengono fatte in campagna elettorale. Uno, perché non si vince con una percentuale tale da poter imporre la propria visione del mondo su tutto. Chi sale alla mensa del Consiglio o da Presidente degli Stati in Italia, o chi diviene Presidente degli Stati Uniti d'America, di solito deve mediare perché è il Presidente di tutti, perché questo dobbiamo ricordarlo, in una democrazia si è il Presidente di tutti, sia della maggioranza che della minoranza. Quindi inevitabilmente, a meno di non avere il 90% dei voti, cosa che non capita mai in una democrazia, sia lodato il cielo, che cosa avviene? Avviene che comunque bisogna non scontentare totalmente il popolo. Ecco, Trump onestamente mi pare che non si curi granché di questo aspetto e vada dritto per la tangente, sicuramente in totale coerenza con quanto aveva promesso, non sta facendo niente di più, niente di meno, quindi di questo bisogna dargliene atto. Solo, ecco, semplicemente io sarei per una maggiore tendenza alla mediazione, ecco, delle proprie istanze, comunque quello che comunque con un'altra parte del popolo che effettivamente non appoggia la sua linea. In una democrazia, questo bisogna sottolinearlo, anche la minoranza non può mai essere sottoposta in toto alla dittatura della maggioranza. Questo è un principio che vi prego di annotarvi. Non possiamo essere sottoposti alla dittatura della maggioranza. Trump sembra non considerare il fatto che c'è tutto questo malcontento anche rispetto a tutti i provvedimenti che lui, così con una fretta che non si era mai vista,
ha immediatamente cominciato a portare avanti fin dal primo giorno del suo insediamento. Noi riteniamo personalmente al detonatore, e qui davvero non sto parlando a nome di Matteo Fais, ma anche di tutti gli altri ragazzi, riteniamo che, e non siamo certamente, sottolineo, tacciabili di simpatie di sinistra, ecco, anzi siamo quanto di più lontano ci possa essere, noi riteniamo che comunque ci sia un altro il modo secondo cui si dovrebbe procedere, il modus secondo cui si dovrebbe procedere in una democrazia. Ma allora Matteo, perdonami, credo di aver messo a fuoco quello che dici. Il problema non è che lui è così perché lui è così, ma lui viene messo lì perché gli altri sono così. Cioè, gli molti di noi penso che in questi anni, se fai il giornalista, se fai come te diciamo, la persona Il di cultura commentatore, che sì. analizza, eccetera, ancora peggio, ma in generale ci siamo sentiti vittime di una tirannia. Non potevamo, non avremmo più potuto usare certe parole che per noi avevano un significato diverso da quelle che volevano invece coloro che ce lo impedivano. Non possiamo esprimere certi pensieri, siamo messi alla berlina, siamo veramente, non dico perseguitati, ma c'è stato tu stesso l'hai detto, no? Che c'è stata una reazione al woke, e questa reazione, cioè il woke è stato talmente invasivo e fascista, secondo me, nel senso deleterio e deterioro del termine, da provocare una reazione uguale e contraria. Cosa dici? Sono assolutamente d'accordo e penso che ragionevolmente parlando non ci sia niente da obiettare alla, alla critica che avanzi tu. Come ho sostenuto però io nel mio ultimo articolo, cioè quello che si intitola "Stanno vagamente esagerando", ed era riferito a Trump e a Musk, questa obiezione, ovvero sì, ma gli altri non facevano meglio, lascia a mio avviso il tempo che trova. Come amo sempre ripetere io, e lo ripeto fino alla raucedine, direi, e una stortura non si corregge con un'altra stortura. E No, questo è no, il ma punto. scusa Matteo, ma io è per quello che intervisto persone come te che poi ci offrono un'analisi laica, asciutta, ma perché io faccio analisi su me stesso. Se 10 anni fa avessi sentito dire esistono solo 2 sessi, maschio e femmina, avrei pensato quella persona e quelle considerazioni, francamente, tristi, esagerate, no, cioè la vita è fatta di sfumature, è fatta di diversità, e questa affermazione non mi sarebbe piaciuta per niente. Invece questa volta sentirlo dire ho detto: "Finalmente". E io sono molto inclusivo verso tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti. E quando lui ha detto: "Esistono solo 2 sessi", io ho provato un senso di liberazione di cui mi sono deluso da me stesso. Però sinceramente non posso non pensare di quanto io sia stato, come cittadino, come persona, come spettatore, come lettore, come quello che vuoi, sia stato sottoposto a un bombardamento francamente, le uocate, le chiama Emanuele Mastrangelo. Siamo stati sottoposti a bombardamenti schifosi, chi ha la mia età non può non reagire con un senso di nausea e schifo rispetto a quello, cioè siamo umani, e questi hanno fatto cose di una sporcizia, di un cattivo gusto, di una volgarità troppo pesante, per cui, persino io arrivo a dire, quando questo mi dice: "Esistono solo 2 sessi, maschio e femmina", persino io che sarei ho una mentalità ben più aperta e spalancata, persino io dico: "Finalmente". Ehm, Questo è una realtà che credo con la quale dobbiamo fare i conti, e compreso, come penso tu stia come mi dirai adesso, il rischio appunto che Trump diventi, la faccia una faccia diversa del woke, ma sempre comunque un meccanismo sbagliato, non liberale. Sì, un rovesciamento del woke. Allora, quello che si potrebbe dire è questo. Dunque,
Sicuramente noi siamo stati sottoposti a una condizione quale quella che tu descrivi, e Trump, che non è che tutto è fuorché un fesso, insomma, è un uomo. Io ho seguito anche durante la campagna elettorale i suoi comizi in lingua originale, quindi senza mediazione dei traduttori, e ho visto che l'uomo è sveglio, sa fiutare nel vento, sa capire qual è lo spirito del tempo, e sicuramente lui aveva colto che c'era un profondo malcontento, un senso di rigetto rispetto al proliferare folle dell'ideologia woke, e ha colto la palla al balzo, l'ha saputa sfruttare. In tal senso è stato, politicamente parlando, mirabile. Cioè, penso che se in Italia dovessimo cercare un parallelo, potremmo dire solo Bossi in illo tempore rispetto a un certo sentimento che evidentemente nel nord era diffuso, nel nord Italia. E al contempo Trump, nella sua America di oggi, ha visto che effettivamente molti americani trovavano insopportabile la situazione che si stava vivendo. Quindi in tal senso è, ripeto, tutt'altro che un ingenuo, tutt'altro che un fessacchiotto o uno sprovveduto. Trump lo sa e ha capito una cosa fondamentale, che oggi come oggi essere rivoluzionari vuol dire essere banali, vuol dire l'ovvio. Esistono due sessi, sì, esistono due sessi, solo che affermarlo di fronte a una serie di pazzi sciroccati con i capelli blu, di pazze sciroccate soprattutto, con i capelli blu e tutto il corpo tatuato, che si sentono non binarie e che per parlare di se stessi in inglese, invece che dire io she, cioè lui o lei, utilizzano la they form, come si suol dire, cioè la formula neutra. È chiaro che di fronte a questi tu non puoi che opporre una cosa, la banalità più scontata. Signori, ci sono due sessi, maschio o femmina, le altre sono variazioni che possono esistere, ma non possiamo fondare il mondo sulle variazioni, cosa che mi pare abbastanza ovvia, direi, ecco. Questo è chiaro, non lo contesterei mai. In tal senso Trump ha capito che la gente voleva sentirsi dire quello che aveva sempre che si era sempre sentita dire, e che la faceva sentire al sicuro. Sottolineo però, sempre in spirito massimamente laico, che tu, ti ringrazio, mi riconosci, proprio questo. Anche il woke, a cui soprattutto quello a cui abbiamo accesso noi in Italia, è la parodia del woke in realtà. Quello che ci arriva sono solo le istanze dei pazzoidi con i capelli blu che buttano giù statue e vogliono come dire, censurare la letteratura dei secoli passati. In realtà il woke non è solo questo. Esistono in America tutta una serie di fenomeni e commentatori, io ne ho scritto sempre sul Detonatore, segnalando peraltro alcuni di questi che io seguo con grande attenzione, perché sono tutt'altro che sciocchi, tutt'altro che superficiali, molto profondi, e vi consiglio di seguirli. Sul Detonatore trovate tutti i riferimenti, tutti i link per andarli a recuperare e conoscerli. C'è un woke che è anche sano e che ha una sua ratio essendi. Naturalmente non è a quello che Trump si rivolge nella sua battaglia. Trump si rivolge agli estremismi e ha ragione di combatterli, questo è sicuro. Ecco, magari porta avanti la sua battaglia, diciamo così, in un modo molto muscolare, anche se direi questo soprattutto su questa nuova amministrazione di Trump, ovvero che il problema, come sempre, non è tanto Trump, ma chi gli gravita intorno. Mi diceva una volta uno di sinistra che era contro Berlusconi e mi diceva: il problema non è tanto Berlusconi, sono tutti soggetti che vanno al traino di questo. Ecco, è esattamente qui il problema, in particolare uno
Elon Musk. Ecco, Elon Musk è effettivamente il soggetto che più mi inquieta, ma non per altro, non perché io sia assolutamente contro il mercato, anzi, tutt'altro. Il problema è che un soggetto simile che ha un incarico governativo e che controlla un social network che oggi è uno dei principali strumenti di informazione, ovvero X, e che a ogni piè sospinto ha la mania compulsiva dell'acquisto. Adesso l'altro giorno voleva acquistare un'intelligenza artificiale, l'OpenAI, che adesso va per la maggiore. Ecco, quest'uomo vuole acquistare qualunque strumento, qualunque, come dire, ambito tecnologico informatico che potrebbe costituire un contropotere, cioè contro il suo potere soprattutto. Ecco, diciamo che questo mi spaventa l'idea che un uomo di potere controlli troppo profondamente l'informazione. Mi spaventa che non ci possano essere le voci contrarie, perché le voci contrarie possono sempre e comunque essere comprate. Ecco, sinceramente io non mi trovo a mio agio, devo dire la verità rispetto a tutto ciò. Mi inquieta come mi inquieta l'idea di avere la Pravda, cioè il famoso giornale dell'Unione Sovietica, che è il giornale unico. Pravda vuol dire la verità, no? È inquietante che ci sia già un giornale che si intitola La Verità, ma vai, questa era una battuta brutta, lo dico, scusatemi. È inquietante, ecco, che ci sia un'unica voce che stabilisce che cosa è verità e non ci sia mai un'istanza, una voce dissonante che porti un'altra prospettiva sul mondo, che non deve essere una prospettiva, attenzione, sovversiva, non sto parlando del giornale di lotta continua, sto parlando del fatto che comunque l'informazione deve stare lì a guardia del potere, e mi pare che Elon Musk abbia questa brutta tendenza a voler limitare la possibilità della critica. E in tal senso non è diverso da quello che dalla gente di sinistra, che mi spaventa altrettanto. Ripeto, mi spaventa chiunque non tolleri il dissenso, chiunque non tolleri la possibilità di un coro dissonante. Tutto qui, ecco. E quindi non mi spaventa tanto Trump, ma tutti coloro che gli ruotano intorno, tutti quei soggetti che di cui lui ha voluto circondarsi, che saranno sicuramente dei signor sì, salvo forse Elon Musk, che è il più estremista di tutti, e che comunque hanno delle idee in buona parte discutibili e comunque ancora più estreme di quelle di Trump, che tutto sommato invece è sì un tycoon, è sì un capitalista estremo, ma è tutto sommato uno che ha permesso il proliferare anche di voci alternative alla sua. E in America esistono, perché io vorrei farvi notare questo aspetto, che lo stesso a noi in Italia non arriva, ma in America esistono tantissime voci di cultura che sono in aperto contrasto con quella del potere ufficiale del momento. In America esistono tantissime riviste culturali, letterarie, di pensiero, che certamente non sono pro Trump, e quello di cui bisogna dare atto a Trump è che tutto sommato non ha spinto per la loro soppressione. Al contrario, Elon Musk sembra volersi comprare tutto. Ecco, questo non mi piace. Mi va benissimo che Trump sia al potere, non mi va bene se cerca di reprimere i contropoteri, questo no. Ci mancherebbe. Matteo, devo chiudere, fammi fare una battuta, che certi dubbi su Musk li condivido, perché certe volte sembra un Kim Jong che ce l'ha fatta. Esattamente, e vi consiglio di leggere l'articolo che c'è sul magazine, che si intitola The Dark Side of Elon Musk, in cui raccontiamo tutte le contraddizioni che comunque sussistono dietro a questo personaggio, e sono
sono assolutamente comprovate, non sono inventate. Noi, ripeto, non siamo tacciabili di avere simpatie di sinistra, quindi non si può dire sono le solite critiche dei comunisti a un imprenditore. No, neanche per sogno. A noi va benissimo l'imprenditoria e il libero mercato, quindi figurarsi. Allora, a noi va benissimo leggere l'ultimo magazine del detonatore, quello su una storia troppo americana su Trump. Grazie a Matteo, risentirci a presto, Matteo Fais. Grazie, a prestissimo. Un saluto a tutti. Benissimo, adesso andiamo verso l'intervallo e poi qui in Parlamento per parlare dei crimini, le violenze sessuali commesse sotto gli effetti degli stupefacenti. Tra poco la proposta musicale e poi ci risentiamo in diretta tra pochi minuti. Vediamo se parte. C'è la pubblicità, ovviamente. Quando c'erano i CD non c'era questo problema. Invece con la fruizione di YouTube parte adesso. Perfetto. Sentiamo cosa ha scelto Sveva tra l'elenco che l'ha fornito. Something in my
me how do I feel? Tell me now, how do I feel? Those who came before me lived through their vocations, from the past until completion. We'll turn away no more. And I still find it so hard to say what I need to say, but I'm quite sure that you'll tell me just how I should feel today. But if it wasn't for your misfortune, I'd be a heavenly person today. And I thought I was mistaken, and I thought I heard you speak. Tell me how do I... Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. È il loro primo appuntamento. Ti ha fatto strano l'invito a casa? No, e sono molti i pensieri che affollano la mente. Dal primo anno di liceo ero già fidanzatissimo. Un romantico. O un pavido conservatore. Dal regista di Perfetti Sconosciuti. Io invece ero infomane. Controllati, era ironica. Con la mente, un film di Paolo Genovese, dal 20 febbraio al cinema. Sta arrivando! A febbraio! Paddington, c'è una lettera per te dal Perù. Zia Lucy è scomparsa, devo trovarla. Ma l'Amazzonia è piuttosto enorme. Dobbiamo provare. Zampe in spalla, si parte per un'avventura da veri orsi. Sarà divertente. Vedrete da dove vengo. Con la voce di Francesco Mandelli. Paddington in Perù, dal 20 febbraio al cinema. Iniziamo a scavare. The Brutalist è l'evento cinematografico dell'anno. Perché un affermato architetto si ritrova a spalare carbone a Filadelfia? Candidato a 10 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista. Il destino ci ha uniti. Con Adrian Brody, Felicity Jones e Guy Pearce. The Brutalist, dal 6 febbraio al cinema. Eccoci in diretta, qui in Parlamento, adesso vediamo se riusciremo a metterci in contatto telefonico con Erika Stefani. Nel caso non ci riuscissimo per i suoi impegni, vi faremo comunque sentire il suo intervento di ieri alla Camera per parlare proprio delle violenze sessuali commesse con l'ausilio di stupefacenti, un crimine davvero insopportabile, che mette insieme però due situazioni: la violenza sessuale e il consumo di stupefacenti, che creano a loro volta situazioni che anche dal punto di vista giuridico sono nuove. Vediamo, allora, intanto facciamo partire, non so, abbiamo il telefono? Ah, perfetto. Qui Parlamento. Ecco, avevamo in collegamento, vediamo se riusciamo, Erika Stefani, proprio per parlare di questa problematica che presenta, appunto, vediamo se noi qui stiamo giocando senza rete, mi raccomando, e quindi abbiate comprensione. Poi è un tema decisamente sensibile, è un tema davvero delicato che va affrontato. Non so se mi sente Erika Stefani. Io intanto, se lei c'è, la saluto e la ringrazio per essere ai nostri microfoni. Sì, salve, ciao a tutti, ciao. Allora, mozione per le violenze sessuali commesse con l'ausilio di stupefacenti. Stiamo parlando di un crimine devastante che presenta dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista inquisitorio, degli aspetti del tutto nuovi, e questa mozione, come ha spiegato lei ieri in aula, Stefani, vuole appunto dare degli strumenti per mettere giudici e inquirenti nelle migliori condizioni per stabilire la verità.
Prego, come stanno le cose? Sì, e ora è chiaro che il mondo per certi versi sta cambiando, il diritto penale, la procedura, la normativa deve cambiare anche a seconda di quelli che possono essere i tempi e quello che accade. Tutto il mondo delle droghe sintetiche è un mondo in continua evoluzione, tant'è che ricordo anche quando sono andata ad Eurojust in missione per conto della Commissione Giustizia del Senato e si è parlato anche presso l'agenzia di Eurojust, che sono degli organismi europei della Comunità Europea, per combattere anche un certo tipo di crimini, e c'è un problema anche qua per individuare quali sono anche le basi, no, di componenti di queste droghe. E ci troviamo di fronte a una sostanza veramente diabolica. Ora, in primis perché questo tipo di sostanze sono delle sostanze che si allontanano un po' da quella che è la concezione della droga tradizionale e per certi versi, non essendo la droga tradizionale, magari vengono meno anche quelle barriere che magari uno ha di pregiudizio oppure di attenzione. Un esempio banalissimo. Se uno va fuori a sera e va via con un gruppo di amici, uno dice no, prova l'eroina, uno dice ma no, aspetta, no, l'eroina è l'eroina, no. Ma se invece vengono magari proposte droghe diverse come metanfetamine, anfetamine o altre, scusatemi, diavolerie, magari non si ha la percezione, no, del pericolo. Tra l'altro questo tipo di droghe sono anche droghe che hanno un costo molto basso, per cui magari una semplice pastiglia può essere anche recuperata a modicissime cifre, 20, 30, 50 euro. Il problema è che sono pasticche, sostanze che non è che hanno con sé il bugiardino e ti puoi leggere il libretto e sai che cosa c'è dentro. Quelle sono delle sostanze che sono pericolosissime e il cui impatto anche sul nostro corpo non è nemmeno a tutti prevedibile. E accade che magari vengano utilizzate anche volontariamente, chiamiamolo pure, in momenti euforici, no? Magari il problema è che possono essere assunte anche volontariamente. Ecco, il tema è che alcune di queste sostanze, molte di queste sostanze, ce ne sono ma veramente molte e varie, sono sostanze che non permangono anche all'interno del proprio corpo, vengono smaltite anche molto velocemente, per cui è difficile anche individuarne i residui. E quindi l'utilizzo, ad esempio, di queste sostanze con la finalità magari di un rapporto sessuale, cioè nel senso che magari uno le assume anche volontariamente, no? Pensando di fare chissà che, no? E poi a un certo punto arriva in un momento in cui perde anche la capacità di esprimere un dissenso. Oppure possono essere anche assunte magari involontariamente e ci si trova a un punto in cui tu ti arrivi a fare delle cose di cui nemmeno ti ricordi, non solo con chi le hai fatte, non ti ricordi nemmeno che cosa hai fatto. E qua sorge il problema. Il problema perché dimostrare e provare che è avvenuta una violenza sessuale può diventare anche molto difficile. Noi adesso mettiamoci nei panni e proviamo a entrare dentro un'aula di un tribunale dove l'aggressore e l'aggredito sono le uniche parti che sono all'interno di quel processo, perché non ci sono perizie, non c'è la possibilità di avere un testimone. E la parola della persona offesa, che in quel momento assume la veste di una prova testimoniale, e può anche, ovviamente, perdere anche di credibilità, di affidabilità, nel senso che se io non ricordo che cosa ho fatto, con chi ero, come faccio a dire che è avvenuto uno stupro? Perché veramente, non dico che è la parola di uno contro l'altro, ma quasi. E magari si ha solo una percezione oppure si ha un'idea che sia accaduto qualcosa. Ecco, il grosso tema quindi è all'interno, vuol dire, di un'aula di tribunale di riuscire a dimostrare l'esistenza di queste sostanze stupefacenti. E qui entriamo in tutto il mondo della scienza forense. E oggi sono previsti, ci sono già, voglio dire, dei protocolli, ci sono anche dei percorsi che vengono anche affrontati all'interno di pronto soccorso, affinché una donna che ritiene di essere stata stuprata, un uomo che ritiene di essere stato stuprato, e si reca in pronto soccorso, verrà sottoposto a una serie di analisi che possono arrivare anche al prelievo, no? di materiale organico. Prelievo che può essere, non so, il capello, può essere ovviamente l'urina, il sangue.
E non è facile sulle droghe sintetiche in questi percorsi individuare esattamente se vi è la sostanza, quanto dura la sostanza e dove resta la sostanza. Quello che la mozione che abbiamo proposto è una mozione che è nata in realtà da due esperienze che abbiamo unito. Da una parte la senatrice Pucciarelli, che mi aveva detto che aveva intenzione, che aveva conosciuto, degli esperti che sollevavano questo tema, ha proposto una conferenza, e nel frattempo io avevo conosciuto un po' questo mondo malsano, detto così perché avevo assistito come professionista, come avvocato, avevo partecipato appunto come avvocato, diciamo, un processo, non voglio dire altro, non voglio che sia individuabile la persona, insomma me ne sono occupata, comprendendo di quanto pericoloso, quanto diffuso e di quanto sia facile procurarsi queste sostanze, quanto sia facile trovare degli spacciatori che non si ritengono nemmeno degli spacciatori, perché dicono noi vediamo le pastiglie per benessere, ecco. Oppure le sex drugs. E unendo queste nostre esperienze abbiamo deciso di preparare questa mozione e non quindi di prevedere subito una norma di legge. Perché la norma di legge è difficile anche da fare, perché qui non siamo nel campo in realtà del legislativo, non è che tu devi fare una legge diversa, che il mondo è in continua evoluzione, ma è di invitare il governo, perché solo il governo attraverso le sue articolazioni amministrative può arrivare all'interno ovviamente dagli apparati di pronto soccorso, i laboratori di analisi e tutto un sistema per fare sì che queste droghe sintetiche vengano individuate e se ne possa fare un campionamento. Per dire, ad esempio, ci sono alcune che vengono appunto smaltite dal corpo così velocemente, restano nel capello, ma tu non ce l'hai nel capello nel giorno dopo che hai assunto la sostanza, ma lo trovi dopo 7 giorni, per cui ci sono proprio delle tempistiche diverse e sono in continua, ripeto, evoluzione. Per questo abbiamo fatto questa mozione che ha raccolto veramente una grande adesione da parte dei colleghi, è stata votata da tutto l'arco parlamentare e quindi anche dalle opposizioni, proprio condividendo l'obiettivo. So che comunque in via ufficiosa sono già venuta a sapere che comunque già il governo, già alcuni ministeri si sono già attivati proprio a muoversi, a cercare, voglio dire, di approntare un sistema che, ripeto, è un sistema che permette di questa individuazione e dell'utilizzo di queste droghe. Io posso soltanto però chiudere lanciando un po' un appello, ecco, se può servire, non è che siamo qua a fare i moralizzatori, e il mondo delle droghe è un mondo infinito, un mondo sconfinato, e dico veramente a tutti, state veramente molto attenti a quello che assumete e per le ragioni per le quali l'assumete. Quando siete in giro, la festa non è da criminalizzare, il divertimento non è da criminalizzare, i locali non sono da criminalizzare, soltanto che ognuno di noi deve sapere, quando si muove, quello che fa, che può anche esporsi a dei pericoli, basta solo quindi essere un po' accorti, ecco. Certo. E il divertimento lo si può fare lo stesso senza buttarsi nelle mani, voglio dire, Ecco, di queste diavolerie. prima di lasciare i suoi impegni, due osservazioni. Intanto, le nuove droghe, una sottovalutazione che da decenni. Io ricordo quando ero giovane i miei coetanei andavano in discoteca a Jesolo e fino agli anni 80 circolava l'ecstasy. La nome era che fosse una caramellina euforizzante che non faceva nulla, poi invece distrugge il cervello. E ho paura che siano state prese sotto gamba veramente tanto, l'ho appena detto anche lei. E mi interessa che la sua opinione come professionista, come avvocato, c'è il modo per arrivare al processo ed evitare che ci sia la parola della vittima contro la parola dell'accusato, perché quello è un'ultima, cioè è una situazione dalla quale davvero è complicato, penso, per chi deve giudicare o deve esporre le varie situazioni, è molto complicato. Che idee ha lei al riguardo, anche se siamo in una fase ancora di studio, mi sembra? No, si apre ancora, ci sono già dei protocolli nei pronti soccorso per fare questi prelievi. Quello che diciamo noi è che chiediamo che questi protocolli siano omogenei su tutta l'Italia e che vengano utilizzati in ogni pronto soccorso e che soprattutto ci si adoperi affinché ci siano dei laboratori dove possa essere conservati anche dei campioni di quello ad esempio di questi reperti che vengono
che vengono ricavate nel momento in cui si fanno i primi esami. Insomma, è importante, no, i primi esami che vengono fatti, anche se, adesso non per fare, voglio dire sempre quello che vede un po' l'altra faccia della medaglia. Il problema è che spesso una persona decide di denunciare non nell'immediatezza, magari ha degli scrupoli, ha paura di raccontare, non vuole raccontare in realtà dove era, che cosa aveva fatto, perché magari era un contesto dove si sente magari di essere stato comunque travolto dagli eventi e magari per la vergogna decide dopo tempo. Il problema è che il tempo di decisione spesso non collima con il tempo che è necessario per poter ricavare questi reperti, per cui si cade veramente poi lì veramente su quel limbo dove sai che è successo qualcosa, pensi sia successo qualcosa, non hai la possibilità di dimostrarlo, e quindi io invoco sempre, anche qui, sempre non per fare ripeto, quello che va a insegnare agli altri come comportarsi, io non sono sicuramente una di queste, ma non abbiamo paura che perché siamo entrati in un locale e ci siamo vestiti con quelle paillette, con le minigonne, con i tacchi e perché siamo usciti per divertirci, allora per quello dobbiamo essere criminalizzati e pensiamo che sia colpa nostra perché ci siamo messi in qualche contesto. Quello è un divertimento, uno si può vestire come vuole, può andare per certi sensi può andare veramente dove vuole, con chi vuole. E però nel momento in cui avviene uno stupro, nel momento in cui viene una violenza, senza il tuo consenso, senza che tu abbia espresso il tuo consenso rispetto sia uomo che donna, quello è un crimine, punto e basta, non ti devi vergognare. Quindi quello che accade bisogna avere anche il coraggio di prendere delle decisioni e di denunciare. Poi c'è il passaggio delle prove. Grazie a Erika Stefani, grazie anche perché questo è un problema veramente, io non ho figli ma mi immagino nelle vesti dei genitori le preoccupazioni, poi è una questione di giustizia ed è un problema che, come ci ha spiegato lei, è nuovo ma è anche altrettanto grave. Grazie Erika Stefani e risentirci a presto. Grazie a voi tutti, arrivederci. Sì, si può fare alle 8, ci vediamo. Ah, perché c'è Tafano. Sì, ma comunque è meglio, perché intanto io comunque c'avevo sonno, c'avevo già in mente di andare a letto presto, sì. No, comunque al limite mi chiami tu, dai. Ma anche tardi, anche alle 3, alle 4, che io tanto non dormo assolutamente. Sì, ciao. Allora, com'è andata con la tipa? Ma devo dire bene. Hai cuciato il biscotto, almeno il limonato? No ragazzi, non scherziamo, lei non è come tutte le altre. Parlaci di lei! Ah, guardate, questa qui è una tipa veramente simpaticissima, ingambissima. Mi ha raccontato delle cose sulle sue ferie divertentissime, tipo che lei era andata là con un sacco di creme dopo sole, poi ha preso un casino di sole. Mi hai mostrato il pomparuolo! No, ma ho buone possibilità. Allora ci vediamo questa sera, una serata tra amici, una chitarra e uno spinello. Amici, purtroppo no, questa sera sono invitato a casa sua per vedere le diapositive del mare delle sue ferie. Poi subito dopo devo accompagnare i suoi genitori che devono prendere il treno perché sono rimasti senza macchina, l'hanno distrutta, era mia. Siamo tutti servi della gleba
e abbiamo dentro al cuore una canzone triste. Selfie della gleba, testa alta, verso il triangolino che ci esalta. Niente marijuana né pasticche, noi si assume solo il 2 di picche. Servi della gleba in una stanza, anestetizzati da una stronza, come dei simbolici Big Jim, schiacci il tasto ed esce lo spaccim. Guardate un po' chi si rivede. Uè, ciao ragazzi. Hai la faccia di legno, dove cazzo eri finito? Ma no, niente, che c'ho un esame in ballo e poi non sono stato molto bene. Dici cosa hai avuto di preciso? Ah, ma ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'ho un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre ieri è rimasto chiuso nell'autolavaggio. No, è che ho delle storiacce con la tipa. Sì. Ti ha dato il 2 di picche. Ma no, che cosa dite? Lei mi è molto affezionata, solo che ha delle storie col suo tipo che la rendono infelice. E siccome a lei ci tengo più che a me, ho parlato al suo ragazzo, l'ho convinto a ritornare da lei. Ma non starai mica piangendo! No! Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Difendiamo chi difende gli italiani. Lo trovate su legaonline.it, quindi segui la Lega prima che la Lega seguisca te, la Pellegrino, segui te la Marciana. Sono su legaonline.it, qui potete appunto firmare, sostenere le forze dell'ordine e anche le proposte della Lega nel DDL sicurezza. Poi iscrivervi alla Lega è molto facile, si versano 10 euro e poi vi verrà recapitolata la maggiore per ripostare la tessera Lega Salvini Premier. Non si può fare anche tramite PayPal. Se di mezzo c'è un posto italiano, io raccomando a tutti ampi gesti apotropaici. Il 2 per c'è anche il calendario delle feste della Lega. Il tuo sostegno vale il 2 per 1000, la scelta di autocertificazione, adesso non mi viene più il nome, è una autodeterminazione civica, di coscienza civica, sono soldi che lo Stato si tiene, però noi possiamo dirgli, sono soldi dello Stato, noi se non altro possiamo dirgli da che parte spenderli. D43, questa è una redazione della Lega, e noi veramente con cuor felice indichiamo D43 nel 2 per 1000 di Domodossola 4 come le stagioni, 3 è il numero perfetto. Infine le uscite, le apparizioni radio-televisive di loro, dei protagonisti della Lega e i suoi politici. Questa sera alle 20:30, 4 di sera con Riccardo Molinari, presidente del gruppo della Lega Montecitorio, Luca Toccalini, Diritto e Rovescio, lo possiamo sempre questa sera alle 22:40 sempre su Rete 4, domani alle 12:20 Radio Cusano con Nicola Ottaviani, alle 12:20 sabato l'europarlamentare Susanna Ceccardi su Punto Europa Rai 3 alle 10:05 e sempre sabato alle 4 di sera Rete 4 20:30 con Laura Ravetto, lunedì 3 marzo invece Alberto Bagnari, responsabile economia Lega, a 24 mattina Radio 24. Allora c'è una telefonata e abbiamo 30 secondi. Pronto? Eccomi, Michele Caruso. Salve. Come va Pellegrino? Tutto bene? No, a me va sempre tutto male, per principio. Un saluto noblesse oblige da parte mia. Madame Monsieur, comment ça va bien? Eccomi qui su Radio Libertà, la Talk Radio. Dunque, Pellegrina, se mi consente un minuto, vado veloce. Sa che questa è la settimana che tutta l'Italia si ferma a guardare la Kermesse Canora per eccellenza, il Festival della canzone italiana di Sanremo. Quest'anno dopo Amadeus è tornato alla guida Carlo Conti, che è stato affiancato nella co-conduzione da Antonella Credici e Gerry Scotti per una serata che si è preannunciata ricca di emozioni e di grande spettacolo. Addirittura l'audience
che contemplava anche i tablet, computer e quant'altro, ha toccato picchi intorno ai 12 milioni e mezzo, oltre il 75% di share. E dunque ci sono stati gli artisti in gara, i campioni, che sono stati pronti a esibirsi con i loro brani inediti e a conquistare il pubblico e la giuria. Tra gli altri sono distinti Giorgia con i suoi virtuosismi vocali e la cura per me, e Simone Cristicchi con una poesia vera e propria, sublime, dedicata alla mamma, che è malata di Alzheimer. Dunque, se lei stesse tornando bambina quando sarai piccola, si intitola. E poi ecco, Giovanotti, che è stato il super ospite della prima serata con la sua performance iniziata con il tributo registrato dei Rocking 1000, che suonavano tamburi nelle strade di Sanremo, nel porto e sui balconi della città dei fiori, creando una sorta di tappeto sonoro che preparava il terreno per l'arrivo del cantante, con l'inizio di brani come L'Embrico del Mondo, performance di più grande spettacolo dopo Big Bang, I Love You Baby, Fuori Onde a te. È molto bello, è stato il duetto della performance della celeberrima Imagine di John Lennon di Noah Mirawad, che mirava evidentemente con il messaggio di Paolo Francesco a cercare di porre una tregua alla guerra in Medio Oriente, a Terra Santa, tra Israele e Palestina, e poi il coraggio di Bianca Balti ieri sera, dimostrando devo invitarla a chiudere perché abbiamo... Pellegrina. Io volevo chiederle, ecco, lei che cosa ne pensa, se ancora il Festival di Sanremo ha un senso, visto che c'è tutto questo seguito. Michele, gli do una risposta veloce. Nel mio paese ideale, che si chiama Pellegrinlandia, finisce in galera chi organizza Sanremo, chi canta Sanremo e anche chi guarda Sanremo, che io non guardo dal 1972. Intervallo. Happy the man. He leads a simple life and doesn't have much. It doesn't worry him where he going. Yeah, 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 nowhere. Like a nun with a gun, I'm wonderful fun. Laughing all through, just watching you. Seems a very stupid game, but I don't care. Happy the man. He doesn't buzz around, round, round, round. Nothing he wants. I'm more than anything where you going. Yeah, 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 nowhere. Like a fool in a pool, I'm incredibly cool. With a grin on my chin, I'm certain to win. Allora, siamo di nuovo in diretta con Radio Libertà, oltre la pagina. Abbiamo il professor Dario Generali, ricercatore del CNR, in collegamento per parlare di scuola. Intanto bentornato professore, grazie per essere qui con noi. Pronto? Non sento bene. Ecco, adesso sì. Io la sento bene. Ok, adesso lo sto sentendo anch'io. Perfetto. Benissimo. Professore, allora, l'ultima volta, qualche mese fa, ci eravamo sentiti, lei aveva, prendendo spunto da un saggio pubblicato, dove erano pubblicati gli atti di un convegno di qualche anno fa, aveva proprio anche storicizzato il declino della scuola italiana a partire dagli anni '80. Adesso volevo riprendere con lei, a distanza di qualche mese, ci sono stati
non so se definire riforme o tentativi di riforma del ministro Valditara, e c'è il ritorno del latino, questo a partire dal 2027, c'è il voto in condotta, c'è l'idea di tornare a mettere nella scuola primaria la valutazione, buono, ottimo, buono, sufficiente, insufficiente. C'è anche l'idea, questo vale nel 2027, a partire dal 2027, di far imparare a memoria le poesie e le filastrocche. Io mi ricordo, professore, che da giovane, io sono un boomer, cominciavano a dire no, ma è inutile far imparare a memoria come pappagalli le poesie. Però ho scoperto online un'intervista nel 1981 a Italo Calvino. Gli chiedevano i 3 talismani per il 2000. Uno di questi 3 talismani, diceva Italo Calvino, rispose Italo Calvino, è imparare a memoria una poesia. Farlo da giovani ma anche da vecchi. Primo, perché tiene compagnia, e secondo, perché lo sviluppo della memoria è molto importante. Allora, che io sia devoto a Italo Calvino da sempre, che io ami Italo Calvino, è un affatto personale, però è un'opinione sicuramente che merita di essere considerata, se non sbaglio. Volevo partire da qui e poi delle sue considerazioni sul latino, sul voto, sulla valutazione, in base anche all'intervista di qualche mese fa, quello che lei aveva spiegato sulla funzione della scuola, che era cambiata radicalmente a partire appunto dagli anni '80, con riforme sbagliate anche. Prego. No, guardi, io sono assolutamente d'accordo nell'utilizzare il voto per indicare una valutazione degli studenti. Il voto ha una dimensione sintetica, esprime perfettamente il grado di preparazione di uno studente, il grado di impegno, il grado di performance poi che lo studente riesce a realizzare sul piano culturale e didattico. Tutto il resto, i giudizi, l'eliminazione del voto, addirittura c'è un pedagogista di Roma 3, Corsini, che si auspica una scuola senza voto e con una valutazione che gli studenti dovrebbero darsi da soli, no? Queste sono follie assolutamente in contraddizione con qualsiasi esperienza di vita scolastica quotidiana. La valutazione data all'insegnante è necessaria, è anche uno strumento di confronto che lo studente ha, di verifica del suo livello di preparazione e dei risultati che è riuscito a ottenere con il suo impegno di studio, se mai l'ha avuto. Quindi benvenuto al ritorno dei voti. Giustissima la richiesta di un comportamento consono all'interno delle classi. Io mi ricordo che negli ultimi tempi avevo gli studenti con delle diagnosi tipo di HD, tipo di ipercinetici, che avevano il diritto di camminare liberamente nell'aula mentre facevo lezione, e questo mi sembrava una cosa insopportabile, cioè non era compatibile. Ci sono delle situazioni che devono assolutamente essere riportate sul terreno della normalità. Il comportamento dello studente in classe deve essere consono all'ambiente in cui si trova e anche l'esigenza didattica dell'insegnante e di tutta la classe, cioè ci vuole un clima di serenità e di tranquillità, un clima di educazione reciproca da parte degli insegnanti e di studenti. Dico anche gli insegnanti, anche che gli insegnanti devono tenere comportamenti che sono consoni, questo è evidente. Devono essere esemplari, perché fondamentalmente l'insegnante insegna se stesso. Si può dire quello che si vuole, ma il primo strumento, il primo insegnamento è proprio quello del proprio comportamento e dell'esempio che si dà. Quindi tutti devono comportarsi in modo corretto, è giustissimo ricondurre gli studenti a quella norma di comportamento che rende fattiva la loro partecipazione all'interno della vita scolastica quotidiana. L'inserimento del latino, ottimo. L'inserimento del latino è ottimo. Poi giusto anche che sia facoltativo, nel senso che se poi qualcuno vuole andare a fare tutto professionale, magari si deve insistere su qualcosa d'altro, no? Piuttosto che sul latino. Ma non si può pretendere di insegnare una lingua complessa, così importante per la conoscenza anche della lingua italiana, partendo troppo tardi. Quindi se si comincia
negli anni che una volta venivano chiamati del ginnasio, i primi anni del ginnasio, è utilissima. Quindi io su questo tipo di interventi sono d'accordo. Ecco, imparare a memoria le poesie. Io questo lo lascerei alla scelta degli insegnanti. Esiste una libertà di insegnamento, l'insegnante decide sulla base del proprio progetto didattico se far imparare a memoria delle poesie oppure no. Personalmente lo posso trovare utile. Io ricordo che da ragazzi, da studenti, noi ci imparavamo a memoria delle quantità notevoli di versi a memoria, no? Mi ricordo tutti i sepolcri imparati a memoria e non solo quelli. Alle medie addirittura qualche parte di canti della Divina Commedia. E sicuramente utile all'esercizio della memoria. Una memoria che oggi è assolutamente circoscritta, limitata, resa imbelle dalla facilità di accesso alle notizie che noi abbiamo attraverso la rete, che quindi ci spinge a non esercitare più alcuna forma di memoria, a non ritenere delle nozioni personalmente, ad affidarci completamente alla rete per qualsiasi tipo di nozione da acquisire, mentre le nozioni se le si conoscono anche, se si possiedono, se si gestiscono in un modo completamente diverso. Su questo mi perdoni professore, c'è un altro punto che mi sono dimenticato, quello è già attivo, proibire i cellulari a scuola, e questo è già stato fatto. Ci sono state delle critiche perché si dice che è fuori dal tempo, però io sono un boomer, professore, lei sa, dopo una certa età si cominciano gli acciacchi e le visite mediche. Quando vado dal medico, e magari ci sto dentro anche un bel po', il cellulare o lo spengo o lo tengo fuori. Quindi non mi sembra che sia fuori dal tempo. Mi perdoni, non sono io che devo esprimere l'opinione, però facevo delle riflessioni e pensavo, non è così vero che i cellulari sono ovunque. Se torno giovane, se esco con la fidanzata, il cellulare lo spengo per tanti motivi, per una serie di tanti motivi. Non vedo perché non si debba spegnere o non averlo quando si va a scuola. Ripeto, ho sbagliato perché è una mia posizione personale, ma volevo sentire la sua. Mi è scappata, mi è sfuggita, prego. No, guardi, qualsiasi scuola, almeno la maggior parte delle scuole, io ricordo dove sono stato, il collegio dei docenti prendeva posizione sul fatto che lo studente che usava il cellulare in classe lo aveva sequestrato e dovevano venire i genitori a ritirarlo poi i giorni successivi. Ne nascevano delle tragedie, ma questo si faceva. Io, per evitare tutte queste conseguenze, soprattutto quando c'erano i compiti in classe, facevo mettere tutti i cellulari di tutti gli studenti in uno scatolone, no? E li ritiravo tutti per evitare che questi fossero tentati dall'utilizzarli. Il cellulare in classe non si deve usare, questo è evidente, ma questo è evidente, ma neanche per una chiamata urgente da parte dei familiari. Io dicevo, perché se qualcuno mi sta chiamando mia madre, io facevo dare il cellulare dallo studente e dicevo, guardi signora che lei sta facendo perdere 10 minuti di lezione a tutta la classe. Se lei ha bisogno di suo figlio, chiama in segreteria, il bidello viene, chiama suo figlio, glielo tira fuori dalla classe e gli fa parlare. Ma non si usa il cellulare. Il cellulare a scuola non si dovrebbe poter neanche portare, in teoria. O se lo si porta lo si spegne prima di entrare, perché stiamo scherzando, se no lo studente è sempre attaccato ai social. E quindi c'è una battaglia continua, una lotta che tra l'altro distrae anche l'insegnante, perché invece di potersi concentrare nello sforzo della lezione che deve fare in quel momento, nel cercare di farsi capire da tutti, nel cercare di attrarre l'attenzione di tutti, perché sa, quando si sta in una classe, gli studenti tendenzialmente, se lei è in grado, se è un insegnante capace, stanno tutti tranquilli, perché altrimenti li fulmina, nel senso devono stare tutti zitti. Però lei è in grado, guardando negli occhi degli studenti, di capire chi sta ascoltando, chi invece sta dormendo. No? Quindi ci vuole una massima attenzione da parte dello studente per capire, uno, se il linguaggio e l'approccio che in quel momento sta utilizzando è quello giusto per la classe, se c'è qualcuno che in quel momento lo sta seguendo, sta dormendo, è distratto, se c'è qualcuno che è interessato a fare delle domande. Quindi non è uno sforzo irrilevante, ci vuole molta attenzione anche da parte del docente. Se l'attenzione del docente si deve concentrare nello scoprire lo studente che è sotto il banco, o attraverso anche addirittura di buchi fatti di pantaloni per poter leggere, ci arrivava a questo, delle finestre fatte di pantaloni per poter leggere attraverso i pantaloni cellulari che si teneva in tasca. Il cellulare non si deve usare perché
in classe si fa lezione, si ascolta l'insegnante, ci si impegna, si chiede, si partecipa. Assolutamente d'accordo sul proibire i cellulari in classe. Poi, non dico che non si debba usare l'informatica, anzi, esiste la lavagna interattiva, si usa quello. Se dobbiamo utilizzare se tutti gli studenti devono avere degli strumenti informatici fra le mani, la scuola passa dei tablet che sono assolutamente puliti, non hanno su niente se non il materiale didattico che in quel momento si sta utilizzando. Quindi l'informatica non ci possiamo chiudere, questo è evidente, è uno strumento potente oggi di informazione, di conoscenza, però deve essere quello. Siccome lo studente non va certamente a vedersi la voce della Treccani durante la lezione, a meno che stia facendo un compito in classe, ma va a collegarsi sui social e sta perdendo tempo, si sta distraendo. Anzi, io aggiungerei una cosa, questo non lo possiamo controllare, ma una fortissima indicazione ai genitori che il cellulare sia ritirato intanto che quelli stanno studiando e stanno facendo i compiti, altrimenti quelli non si concentrano più. Questo è evidente. Ci sono ovviamente opinioni, altrimenti non si sarebbe arrivato a questo tipo anche di provvedimenti. Torniamo indietro, la valutazione, perché Anna Ascani, che è la vicepresidente della Camera, mi sembra sia responsabile scuola del PD, ha detto, tra le altre cose, che in un paese civile non possiamo dire a un bambino insufficiente, non possiamo dirgli che lui è considerato insufficiente. È facile, sarebbe facile, professore, rispondere che siamo, insomma, da quando esiste la scuola dell'obbligo fino a non moltissimi anni fa, forse allora l'Italia non era civile, visto che addirittura ai miei tempi si bocciava anche alle elementari. Pensate un po', c'è anche l'esame di seconda elementare, pensi quanto sono antico, professore. Però, Anch'io. E siamo in due. Però allora è un problema esistente comunque, perché a me per esempio sembra ovvio, no? L'assurdità di una dichiarazione, però è una dichiarazione che esiste, è un'opinione che esiste e che in qualche modo va rispettata nel momento in cui magari viene portata avanti comunque con l'educazione necessaria in ogni tipo di discussione. Come si può convincere, come ci si può confrontare con chi esprime un concetto che, ripeto, dal primo acchito è un concetto inaccettabile per chi ha la mia età, per chi comunque ha seguito determinati percorsi scolastici. E poi mi taccio, ripeto un concetto, credo di averlo spesso già con lei, quando si vuole togliere il voto, in realtà si toglie qualcosa a un ragazzo, il bel voto, il piacere del bel voto, che non è il piacere del bel voto perché te l'ha dato il professore che magari ti è pure antipatico, ma è una conquista. Io per esempio non ero bravo in matematica, se capitava il 7, l'8 in matematica era una conquista perché era difficile, quei bei problemoni di trigonometria in terzo liceo scientifico, era una roba complessa. Arrivare a risolverli era una conquista che derivava dallo studio, dall'applicazione e dall'uso del cervello. Secondo me, voler togliere il voto si vuol togliere anche la possibilità di avere il senso di aver conquistato, la sensazione molto piacevole di aver conquistato qualcosa. Prego. Ma guardi, io le risponderò molto brevemente. Nessun insegnante, non dico bravo, ma decente, dice ad uno studente che è insufficiente o incapace. La valutazione non è sullo studente, la valutazione è sulla sua prova. Allora, lo studente può essere una persona intelligente, può essere un ragazzo sveglio, può essere il ragazzo migliore del mondo, ma se quel pomeriggio, i giorni prima, la settimana prima non ha studiato niente, si prende un 3 e è una valutazione largamente insufficiente, perché non ha studiato, perché ha fatto male quella prova, oppure anche se ha studiato male, non ha avuto il metodo giusto, allora dobbiamo intervenire e dobbiamo cercare di mettere a punto il suo metodo. Il voto è una valutazione della prova dello studente, non della persona dello studente. C'è una differenza straordinaria su questo. Chiunque di noi potrebbe avere una valutazione insufficiente. Se a me facessero correre i 100 metri, mi misurassero il tempo che ho impiegato, mi direbbero che la mia prova è largamente insufficiente. Se cercassero di farmi giocare a pallone, cioè io sarei veramente disastroso. Altrettanto se cercassero di farmi trasportare dei pesi significativi.
Cioè, ognuno di noi ha delle capacità, delle competenze, e deve cercare di sviluppare quelle. Il voto è sulla prova, quindi non sullo studente. Tra l'altro, una volta che noi abbiamo dato una valutazione negativa alla prova di uno studente, c'è anche la disponibilità, se lo studente è motivato, a recuperare questo risultato. Ci mancherebbe altro. Un insegnante decente, ripeto, è sempre aperto al recupero degli studenti, non è quello che dà un voto negativo e poi si rifiuta di interrogare un'altra volta lo studente. Personalmente sono sempre stato aperto a risentirli anche 20 volte, intanto che questi, sempre che non prendessero in giro naturalmente, che si impegnassero, intanto che questi erano in grado di raggiungere quella preparazione, quel livello di conoscenza che era richiesto dal curriculum della scuola in cui mi trovavo. Quindi non si tratta di umiliare nessuno, si tratta di dire soltanto qualcuno che non ha studiato, che non si è impegnato, che non ha capito quella cosa in particolare, non lui. Certo. Professore, un'ultima cosa, volevo riprendere quello che lei aveva detto nella nostra precedente intervista, citando Piero Calamandrei, che diceva che la scuola è l'organo centrale della democrazia. Allora mi azzardo, abbiamo il problema dell'analfabetismo di ritorno. Non so se si parla addirittura del 70%, o del 30%, so che sono cifre spaventose. Posso associare questo analfabetismo di ritorno al fatto che alle ultime elezioni abbiamo registrato la più bassa affluenza della storia della Repubblica Italiana, a quelle europee il 49%? Cioè, se la scuola è un principio di democrazia e la scuola sta fallendo perché sta tornando l'analfabetismo di ritorno, la dimostrazione potrebbe essere anche nel fatto che la gente non va a votare. In realtà può essere anche colpa semplicemente dei partiti che non riescono a convincere le persone. Volevo sentire una sua opinione comunque. Guardi, in parte è vero. Io conosco delle persone, anche di professionisti, no? Cioè, per carità di patria non nomino sicuramente gli individui né dico quali sono, ma che mi dicono che pure hanno fatto magari il liceo classico, cioè in una famiglia, cresciuto in una famiglia ottima, che non sanno nulla, non ricordano nulla per esempio della nostra storia del Risorgimento, non sanno nulla della nostra storia anche contemporanea, non sanno nulla della storia più antica. E alla mia domanda del perché di questo tipo di situazione, la risposta è perché io studiavo solo per ottenere un risultato, perché volevo avere un voto, poi rassettavo tutto perché non mi portava a niente. Poi si sono concentrati invece in una professione, che la professione la sanno fare bene, ma è una situazione di totale inconsapevolezza culturale. Chiaramente queste persone non hanno nessun interesse, io direi così, alla vita della polis, alla vita della società civile. Gente che so, quando si parlava, io mi ricordo del quantitative easing fatto da Draghi, che ha salvato l'Italia dalla bancarotta, o quando si parla del tasso di sconto, questi non sanno niente ed è incredibile che una persona con una formazione al liceo classico e con una laurea poi queste cose non le sappia. Quindi sicuramente una parte di questa disaffezione alla vita pubblica viene da quello che lei adesso ha evidenziato. Però c'è un'altra grossa fetta, io direi che forse la parte preponderante, di persone anche molto interessate alla vita politica, che non si sente rappresentata dai partiti attualmente presenti nell'arco costituzionale, non si sente rappresentata anche e soprattutto dal livello culturale di questi decisori politici. Perché adesso io non è che voglia fare polemica, ma io credo che in ogni campo, sia destra che sinistra, ci siano degli intellettuali, ci siano dei tecnici di grande valore. Io però non vedo che questi partiti politici diano la responsabilità di governo, diano le responsabilità anche di rappresentanza del partito ai soggetti migliori a cui potrebbero rivolgersi, pure all'interno del loro stesso schieramento. Ci troviamo di fronte a dei decisori politici che hanno un deficit proprio di informazione. Guarda, io adesso ho una polemica da anni, no? Col Ministero della Pubblica Istruzione, scusatemi, della Cultura, a partire dal periodo di Franceschini. Io sono il coordinatore scientifico di edizione nazionale e praticamente durante il periodo del Ministero di Franceschini si
si stabilì che l'edizione nazionale non poteva durare più di 8 anni. L'edizione nazionale non pubblicare 40, 50, 60, 80 volumi in edizione critica degli autori fondamentali della nostra tradizione culturale e impiegano 20, 30, 40, 50 anni ad arrivare in fondo a questo lavoro. No? La faccio breve, scrivo qui. Allora, 7-8 direttori dell'edizione nazionale scrissero a Franceschini, la risposta non risposero i suoi rappresentanti, indirizzammo al Presidente della Repubblica che ci rispose, obbligò Franceschini a risponderci. La risposta del dirigente e del direttore amministrativo del settore dell'edizione nazionale del Ministero della Cultura di allora ci rispose che no, 8 anni non più che sufficienti, e fra questi argomenti mise anche che quando intervennero con questa normativa si concluse l'edizione nazionale di Giovanni Parini, scrissero questi. Sì, Giovanni Parini. Siccome l'edizione nazionale di Parini era un'edizione nazionale del loro ministero, io misi in dubbio che furono questa decisione a concludere quell'edizione che durava da decenni. E poi soprattutto rimasi scandalizzato dal fatto che questi avevano visto G. Parini e avevano sciolto il nome del povero Giuseppe Parini in Giovanni Parini. Siccome Parini è un autore che uno studente di liceo normale, decente, conosce, io mi chiedo come mai potessero questi dirigere il Ministero, un settore fondamentale del Ministero della Cultura, in queste condizioni culturali. No? Allora, siccome questo succede dappertutto nel mondo politico e c'è una certa disaffezione da parte degli elettori, c'è un venir meno di fiducia nei confronti della classe politica, ma tutta è, per carità, e qui non è un fatto di ideologia, è un fatto proprio di livello culturale, di livello di competenza. Allora, io direi che una cosa che dovrebbero fare tutti i partiti al loro interno, scegliere le persone di più alta competenza culturale per farci rappresentare. Guardi, uno dei ministri della pubblica istruzione dell'Italia Unita fu Francesco De Santis. Poi più avanti abbiamo avuto Gentile. E vogliamo confrontare con i ministri della pubblica istruzione che abbiamo avuto negli ultimi tempi? No, tutti, voglio dire, chi più chi meno, ma non possiamo andare a prendere personaggi di quel livello. Forse non ce ne sono più, ma almeno che si avvicinino. E questa è la mia perplessità rispetto al mondo politico. Non tanto le idee, perché sa, poi in una democrazia liberale in fondo le differenze non sono poi così sostanziali tra la parte politica e l'altra. No? Sì, ci sono, ma non sono cose drammatiche. Io trovo che sia drammatico il livello di competenza. È fondamentale che ai posti di rilievo, ai posti decisionali ci siano le persone con le maggiori capacità, che siano in grado di... perché questo poi si traduce in una grande utilità per la società. Lei pensi a un ospedale dove un primario è uno scienziato di alto livello internazionale, dove invece qualcuno messo per favori politici. Certo. Non dico incapace, mediocre. Qual è la differenza dei risultati? E se noi mettiamo nei ministeri soggetti di altissima competenza, qual è il risultato poi che noi otteniamo nella società civile, nella vita della nazione, anche nello stesso sviluppo economico? Perché noi teniamo tanto lo sviluppo economico, ma anche lì serve enormemente che le decisioni siano quelle giuste. Non è facile governare un paese. Non si può andare avanti per protocolli e per slogan, bisogna avere delle idee innovative, bisogna essere creativi, bisogna trovare le vie giuste. E questo lo possono fare soltanto intellettuali di alto livello, scienziati e tecnici. Professore, devo chiudere perché abbiamo esaurito lo spazio. Io la ringrazio ancora, ringrazio Dario Generali, tra l'altro anche ricercatore CNR. Professore, la ringrazio, spero di averla presto nuovamente a questi microfoni. Grazie a voi per la libertà del vostro spazio, perché non è facile avere uno spazio così libero di espressione. I microfoni sempre aperti per le persone come lei, professore. Grazie ancora, risentirci a presto. Salve, buongiorno. Siamo alla chiusura, ho già sforato, quindi non mi resta
ho visto che ci sono mi dispiace non riesco a leggere gli ultimi WhatsApp, magari li leggo in privato. Grazie a Sveva e grazie a chi ci ha seguito. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.